Amici di WeSport Young, ben ritrovati. Settima giornata del campionato Under 17 regionale dal comunale di Acireale. Antonio Caruè è pronto a raccontarvi della sfida tra lo Junior Acireale e la Villafranca Messana. Da una parte la formazione di mister Bella, che nell'ultimo turno ha subito il rinvio del match contro il Gescal, dall'altra invece quella di mister Giovanni Foti, che ha sostenuto il turno di riposo previsto dal girone una settimana fa. Andiamo a vedere le formazioni nel dettaglio. Quella della Villafranca Messana che schiera con il numero 1 Marchese, 2 Isgro, 3 Pellizieri, 4 Guglielmo, 5 Cucinotta, 6 Mundo, 7 Cucinotta Ivan, 8 Barbaro, 9 Bardetta, 10 Spanò, 11 Bonfiglio. Maglia bianca, inserti granata per i padroni di casa dello Junior Acireale, maglia rossa, inserti bianchi invece per gli ospiti della Villafranca Messana. Grazie alle immagini a cura di Federico Longo siamo al fischio iniziale. Il via lo darà la Villafranca Messana, che attaccherà da sinistra verso destra, viceversa lo Junior Acireale da destra verso sinistra. La prima occasione arriva dopo appena 2 minuti, la conclusione dalla distanza da parte di Barbaro. Il pallone però finisce alto, ancora Villafranca Messana. Poco dopo, al quinto minuto, calcio d'angolo, il pallone dentro l'area di rigore e il tiro di Barbaro che viene però fermato da Lombardo. Calcio di punizione ancora per la formazione ospite, che ci prova all'11° con Spanò. Il tentativo supera la barriera e ancora una volta però bravo in presa Lombardo a far sua la sfera. È un monologo della Villafranca Messana che prova a colpire dalla distanza. Il tentativo da parte di Bardetta al 19° finisce sul fondo. Primo squillo dall'altra parte per lo Junior Acireale, che è pericoloso, con la conclusione da parte di Patanè. Para però Marchese, nuovamente in avanti la formazione in maglia rossa con il tiro alto da parte di Spanò. Ci stanno provando in tutti i modi quelli della Villafranca Messana, che però non sono concreti nei 16 metri. Qui sfiora il vantaggio Bonfiglio con l'assist per Bardetta. Di lì a poco finirà il primo tempo e 0-0 al comunale di Acireale. Non si fanno male Junior Acireale e Villafranca Messana in questa prima frazione. Molto meglio la formazione di mister Foti, deve fare qualcosa in più quella di mister Raffaele Bella se vorrà cercare di portare i 3 punti a casa. Il secondo tempo si apre ancora una volta con la Villafranca Messana che effettua un cambio. Al 10° esce Spanò ed entra Fiumara. Poco dopo è lo Junior Calcio Acireale a bussare alla porta di Marchese, con questa conclusione che però va alta sopra la traversa a opera di Patanè. E sempre lui a provarci nelle fila della formazione Etnea. Doppio cambio per la Villafranca Messana, escono Barbaro e Bonfiglio, entrano Candela e Maddalena. Al 26° calcio di punizione affidato a Bomber Bardetta. Il suo tentativo con il destro è sballato e finisce alto sopra la porta di Lombardo. Ancora Villafranca Messana, poco dopo con il neoentrato Maddalena, che al 30° prova a cercare lo spazio. La sua conclusione forse viene sfiorata dal portiere del Junior Acireale, finisce sul fondo. Ancora in avanti la formazione di mister Foti. Al 34° è sempre il solito Maddalena che conclude dalla distanza. Il pallone però finisce al lato. Continuano i cambi nelle fila di mister Foti, escono Mundo e Bardetta, entrano Ammirata e Patanè. Al 40° sarà ancora la Villafranca Messana che cercherà la via del vantaggio con Cucinotta che prova la conclusione. Qui l'inserimento dalla destra, il capitano prova a mettere il pallone dentro, allontanato dalla difesa dello Junior Acireale. Minuto 42, ultima occasione della partita a opera di Candela, che entra in area di rigore ma sbaglia clamorosamente l'occasione che poteva valere i 3 punti per la Villafranca Messana. Ultimo cambio, esce Cucinotta ed entra Gemellaro nelle fila della formazione peloritana. Di lì a poco arriverà anche il triplice fischio da parte del direttore di gara. Finisce a reti bianche al comunale di Acireale. Junior Calcio Acireale e Villafranca Messana fanno 0-0 in questo settimo turno del campionato Under 17 regionale. Un cordiale saluto amici della WeSport, Antonio Caruè, che vi rimanda come sempre alla prossima.